Scatman's World. Ciao a tutti dal comandante veneziano. Montreal, Gran Premio del Canada, pole position per Luigino Hamilton, è tornato in pole Luigino, secondo Rosberg veramente in forma, terzo Button, poi Alonso, cioè il comandone, Vettel, Grosjean, Schumi, Raikkonen, Maldonado, Webber, il nostro Pippo Massa, 11°. Andiamo raga, non è prevista del Canada ragazzi, altra gara insidiosa tipo Monte Carlo. Dopo i 1000 ritiri di Monte Carlo vediamo in Canada, anche qua comunque sono previsti molti e molti ritiri. Andiamo, vai di Kers subito. Questo è un circuito favorevole per il comandone. E subito alla prima curva siamo davanti. E si gode, e si gode. Vai Fernando. E Fernando si invola verso la gloria fernandese. Vai Fernando. Dai Alo. Dobbiamo andarcene Fioi. Dobbiamo andare via per portare a casa la seconda vittoria stagionale dopo Melbourne. Ok. Nessun ritiro dopo mezzo giro. Già positivo. Dopo i discorsi di Monte Carlo è già positivo. Ok. Dai ragazzi. Dobbiamo assolutamente vincere. Siamo molto vicini a Gigione Hamilton in classifica. Spingi Fernandun. Spingi Fernandun. Questa curva è pericolosissima. Con la scritta benvenuti in Quebec. E finisce il primo giro ragazzi. Bandiera verde, che cazzo le è successo? Rosbiff secondo, Gigi terzo, Button quarto. Adesso Hamilton secondo. Il nostro Gigione. Gigione è molto vicino, Sarà un bel duello questo per la prima posizione. Non dobbiamo fare errori. Non possiamo più superare. Non possiamo più cambiare direzione. Dobbiamo essere corretti fino in fondo ragazzi. Ok. Intanto il primo ritiro della gara. Il primo ritiro della gara. Intanto Button supera Rosbiff. Ok. Dai, spingi il motore. DRS abilitato. Sarà disponibile in questo giro. Potrai attivarlo quando ti trovi nella zona prestabilita per l'uso del DRS e la vettura che ti precede. Dai Fernando Alonso, giro record di Fernando. Dai ragazzi, dai. Dobbiamo spingere come dei forsennati. Intanto è arrivato il sole pieno a Montreal. Abbiamo un distacco di 1 secondo da Hamilton. Gigione Fioi. Siamo in vantaggio su Gigione. Giro record di Romain Grosjean. Dai che dobbiamo vincerlo questo mondiale ragazzi. Questa gara in Canada è fondamentale. Ok. Dobbiamo prendere un bel vantaggio ragazzi per stare tranquilli. Dopo il Canada arrivano due gare molto sfavorevoli al Comenda, Valencia e soprattutto Silverstone. Non ho mai fatto un cazzo a Silverstone, gara proprio fastidiosa. Vediamo come andiamo a chiudere questo giro in un primo 19. Si stanno preparando per un cambio, crediamo che Hamilton si fermerà ai box fra qualche giro.
Hamilton, speriamo di che non deve sbagliare. La vettura dietro di te ha l'alettone anteriore danneggiato, ma non sembra niente di serio. Comunque Hamilton ha rotto un po' l'alettone. Adesso va ai box e sbaglia come in Malesia nella gara di domenica scorsa. Sarebbe bello, fioi. Dai ragazzi, su. Dai Alo, spingi sta macchina. Ok. Dai che il motore Ferrari. Dai, dai, solo un ritiro per il momento. Le due McLaren seconda e terza in questo momento. La McLaren, praticamente la Red Bull, cioè la Red Bull è veramente in difficoltà in questo mondiale e si gode, mamma mia. E come godo, come godo. Fanculo anche la Red Bull. La Red Bull deve solo fare bibite. Vai vecchio mio, dai. C'è un po' di tensione ragazzi, scusate se non parlo troppo, ma la posta in palla è veramente alta. Intanto 21 macchine, 3 ritiri. Safety car. Safety car, ma porca troia, safety car. La safety car in pista, safety car. Ma perché? Tutto il vantaggio che avevo, sì, 2 secondi, è andata a puttane. Il DRS è stato disattivato per la presenza della safety car. Ripeto, il DRS è stato disattivato. Ah, Dio mio. Pazzesco, pazzesco. Safety car in pista. Non ho ben capito il perché, se è stato un incidente chissà in che curva. Che è quel coglione che ha fatto uscire la safety car. Porca trota, eccola qua. Tieni la posizione, non sorpassare. Vabbè, adesso le gomme si raffreddano. Possiamo controllare se qualcuno va ai box perché con la safety car, cioè... Vabbè, ormai siamo tutti là, comunque penso che nessuno va dai box. E vabbè, ragazzi, incredibile, 2 gare, 2 volte la safety car. Pazzesco, ragazzi, pazzesco. Nei circuiti cittadini chiaramente è più probabile, lo sappiamo. Adesso vediamo quanto rimane in pista. Ok, Massa è ancora in gara. I pneumatici posteriori sembrano freddi, prova a riscaldarli. Sì. Scaldiamo ste gomme. Ok. Vai che dobbiamo riscaldare le gomme. Ancora? Dai, sai, tira fuori dei coglioni. Niente da fare, un altro giro sulla safety. Allora, spero che sia Vettel e Webber fuori, vale, lo spero tanto. Ma le Red Bull comunque non le vedo nelle prime posizioni. Certo che le Red Bull, ragazzi, delusioni Red, delusione per le Red Bull. Ok, la safety comunque rientrerà nel prossimo giro, ne sono sicuro. 3 ritiri.
Questa è la Formula 1, ragazzi. Questa è la Formula 1. Imprevedibile e pazzesca. Adesso tengo ancora la miscela su carburante normale, poi negli ultimi giri vado di carburante. Merda, non sta Comendone. Comunque Gigi è là, Gigione è là. Ah, Dio mio. Niente sorpassi in regime di safety Sì, lo car. so, amore mio, lo so. Ah, Dio santo. Devo mantenere la concentrazione, stare attento. Subito, appena la safety car va ai box, devo stare attento perché ho le gomme comunque fredde. Le gomme sono abbastanza buone a livello di usura. Continua a scaldare le gomme, scalda le gomme. Ok. La safety car tornerà ai box in questo giro. Va bene tesoro, dai. Ok, gli ho frenato proprio in bocca. Vai, via. Vai ragazzi che si riparte dopo la safety car. Dietro di te abbia un lieve danno all'ala anteriore, ma non credo che le sue prestazioni ne risentano. Tutto è pronto, effettua la sosta ai box in questo giro. No, aspetta, siamo... se no... Ho la bagarre. Qua le soste sono fondamentali perché siamo tutti vicini, cazzo. Ok, il carburante per 6 giri, quindi siamo tranquilli. Attenzione a Gigi. Teniamo la direzione. Mamma mia, Gigi spacca abbastanza i coglioni, Dai, spingi Comendone. Dai, Comendone. Box, rientra ai box. No! Mamma mia. Che la vettura alle tue spalle abbia impostato il motore sulla massima potenza. Massa comunque ha messo bene, bravo Pippo. Bravo Pippo, bravo Pippo. Io non vado ai box subito comunque. Adesso ci giochiamo tutto sul cambio gomme, ragazzi. Carburante elevato. Qualcuno è andato ai box. Pippo Massa è secondo. Molto traffico ai box in questo momento. Fai attenzione ai piloti in uscita dalla pit lane. La pit lane. 19 macchine, altri ritiri. Incredibile amici, incredibile. Hamilton rimane secondo. Non è andato ai box Gigione. È talmente vicino che mi sembrava Massa secondo, pazzesco. 17 macchine comunque, 17 macchine. Tanti ritiri anche a Montreal. Le gomme sono finite, sosta per il Comendone. E ora dobbiamo pregare, ragazzi. Sosta ai box, sparato sono andato, Fioi. E vanno tutti ai box Fioi, ve prego. Fioi, ve prego. Dai. Vai. E siamo ancora primi. Grandissimi ai box. Fai attenzione a non attraversare la linea bianca in uscita dalla corsia box.
Vabbè, ci sono loro, ma devono andare ancora ai box, posso stare tranquillo. E comunque sono in ogni caso davanti. Cerca di preservare i pneumatici. Adesso hanno anche traffico adesso, Gigi. Quindi me ne devo andare. Il DRS è stato autorizzato. Potrai attivarlo quando si verificheranno le condizioni necessarie. Va bene, tesoro. Ora voglio un ingegnere donna, fioi. Tori Black come ingegnere, ragazzi. Chi vota per Tori Black come ingegnere, vai di commento. Voglio un commentino e un mi piace per chi vuole Tori Black come ingegnere. Chi non sa chi è Tori Black, Google Tori Black. Tori Black. Viva Tori. Dai, cazzus. Ce ne dobbiamo andare adesso, ragazzi. Mancano 8 giri. Voglio la seconda vittoria stagionale. Mi si è rotto il KERS. No. Fioi, problemi per il Cumendone. Il KERS non va. Ai ai ai, 16 macchine in pista e il KERS non va. Porca Eva. Brutta si... Che la vettura alle tue spalle abbia impostato il motore. E l'ingegnere neanche mi avverte. Sta cercando di raggiungere. Ingegnere, sveglia. Ingegnere. Ingegnere. Porca miseria. Vedi, se c'era Tori Black il KERS funzionava. Cioè, porca miseria, siamo senza KERS. Adesso l'è dura, l'è molto dura. Ragazzi, mi hanno sistemato il KERS a 2 giri dalla fine. Vai. Abbiamo Vettel il secondo che sta rimontando. Finalmente si è svegliato in campionato. 15 macchine rimaste, 9 ritiri. Anche oggi un bel po' di ritiri, ma d'altronde nei circuiti cittadini è abbastanza normale. Mamma mia. Mamma mia. Abbiamo un personale di 1.18.6, un buon tempo, non incredibile ma buono. Oh, ciao Vettel, dai, non possiamo perdere la posizione adesso. Dai, spingi. Spingi, Cumendone, spingi. Dobbiamo lasciarlo passare purtroppo, oddio. Miracolo cumendiano. Miracles Cumendian. It's miracle, the miracle. Na na la la la. Dai che andiamo a vincere. Ed è successo per Fernando Alonso. Successo per Fernando Alonso. Vai Alo, primi Fernando Alonso. Prima posizione per la Ferrari e si gode, ragazzi.